Nuova operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro per contrastare l'indebito ricorso all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari da parte di coloro che, pur dichiarando di averne diritto, risultano possedere redditi al di sopra dei limiti di legge. I finanzieri della Compagnia di Nuoro, al termine di una serie di controlli, hanno individuato 8 beneficiari residenti in vari comuni della provincia che, attraverso il meccanismo dell'autocertificazione, avevano attestato una situazione reddituale non corrispondente alla realtà, riuscendo così a sottrarsi in tutto o in parte al pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute. Nei confronti degli infedeli beneficiari, scrive la Guardia di Finanza, sono state irrogate sanzioni per oltre 20.000 euro, nonché l'obbligo di rimborsare quanto indebitamente percepito. Con quest'ultima operazione, scrive la Guardia di Finanza, sale a 38 il numero delle false dichiarazioni di esenzione scoperte dal Comando Provinciale di Nuoro nei primi mesi del 2018. Sempre in questo ambito va inserita l'operazione dei militari della tenenza di Siniscola che, nell'attività a tutela della spesa pubblica, hanno individuato 12 persone di Siniscola e Budoni che, dichiarando il falso, hanno potuto usufruire di sovvenzioni statali nel settore scolastico e di sostegno al reddito. Le Fiamme Gialle hanno controllato le agevolazioni previste per coloro che versano in condizioni di difficoltà economiche e per i quali sono previsti aiuti pubblici. I militari hanno compiuto accertamenti sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti con l'autocertificazione, la sovvenzione e quanto censito dalle banche dati. Al termine dei controlli è stato constatato che le autocertificazioni ISEE presentate per ottenimento dei contributi o delle agevolazioni non erano corrispondenti al vero. Pertanto è stato possibile recuperare i contributi erogati per un ammontare di 25.000 euro. I soggetti sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria.